Sandrone, eccolo. Buonasera, stavo scegliendo un libro per questa sera. Sì, della buonanotte. Intanto come stai? Vogliamo sapere come procede con la nuova conquista. Non mi ricordo come si chiama, tra l'altro. Ciao, allora io sto molto bene, la mia nuova fiamma si chiama Sweet Bombetta G. Che G sta per Gianarmanda. Sta andando veramente a gonfie vene. Davvero? Ah. Sì, a gonfie vene nel senso che mi fa ribollire il sangue nelle vene. Col vento in poppa. Veramente, quando ci scriviamo è tutto un ribollir dei tini e l'aspodor degli orbonsini, l'anima rallegrare. La ricordavo diversa, però molto bella. Mi fa sentire vivo e finché sono vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi dal ropettare. Niente nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene, che va, nana, instrumental. È veramente un periodo felice della mia vita. Va bene. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Nel marron dipinto di marron, negli occhi suoi marron, felice di stare a ponton. Nana, instrumental. Sì, certo. Ti sentiamo al settimo cielo, insomma. Ma quando è scoccato l'amore? Insomma, il primo bacio, raccontaci qualcosa di succulento. Allora, era un giorno che pioveva, che tirava un forte vento. Sì, vabbè, ogni Immaginatevi che grande tormento per un Sandrone che va a ropettare. Sì, certo. Avevamo appuntamento al cinema parrocchiale Aurora per vedere Il tempo delle bombe con Sofia e Marciao. Decido di fare una partenza intelligente e parto 2 ore e mezza prima per non incappare nell'ingorgo di Viale Piave e rischiare di rimanere sull'autobus tutto il giorno. Arrivo al cinema Aurora con 1 ora e 3 quarti di anticipo. Bene. E penso, proprio la partenza intelligente. Insomma, vabbè. Comunque mi ero premunito con un pranzo al sacco. Bene. Quindi cerco una panchina dove così degustare il mio pranzo frugale. Ho visto nel mio scartozzetto dove sicuramente mia mamma avrà preparato dei prelibatissimi manicaretti. Davvero? Col ciuffolo. C'era solo un tozzo di pane con burro e zucchero e un succo di frutta alla bomba. Vabbè, pazienza. Dai. Consumo il mio pranzo frugale e ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Poi guardo il mondo da un oblò e mi annoio un po' come Fiorella. Ma va Tempo, comunque vadano le cose, lui passa. Vabbè. Nana, Strumental. A un certo punto finalmente la vedo arrivare da lontano. E lei, Sweet Bombetta G, che G sta per Gianarmanda. Sì, lo sappiamo, ce l'hai già detto. Con la sua chioma rosso ramato incastonata dentro al cappellino rosso griffato colorificio Casati. Eccola lì. Che salutiamo. Col suo dolce viso tempestato di lenticchie. Delle Col suo sguardo lenticchie, no vivace lenticchie. nascosto dietro quegli occhiali senza lenti. Mi vede, mi riconosce, mi viene incontro, io la guardo, lei mi guarda, un sorriso si accende sul viso e dolcemente le dico: hai un pezzo di Catalogna sul canino 11 superiore sinistro. Che è una battaglia navale. Lei che ha detto? Lei sorride un po' e con la mignolina Ecco. cerca di togliere il fogliame e mi chiede ancora. No, bombetta mia, ora non c'è più. Poi entriamo, mi dirigo alla biglietteria e gli dico: 2 posti in galleria ultima fila. Ci fermiamo al bar, acquisto un sacchetto di lupini e uno di goleador. Andiamo a posto in sala. Ci saranno state 15 persone secondo gli organizzatori, 18 secondo la questura. Vabbè. Ultima fila. La luce si spegne. Aduttato sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare, al respiro un po' caldo, e sa di Catalogna. Ho deciso la mollo, ma non so se puoi farlo e farla soffrire. L'importante è non nasare. Nana, instrumental. Ed è scoccato così. Il primo bacio, un po' in apnea. Poi la guardo, ha il volto sconvolto. Io gli dico ti amo, ricomincio da capo, è violento il respiro. Io non so se restare o rifarla soffrire. L'importante è non nasare. Nana, instrumento.
Del film mi ricordo pochissime scene, sì? ma nelle recensioni ho dato comunque 4 pallini. Per l'esperienza che hai vissuto. Poi siamo usciti e ho comprato un pacchetto di Mentos. E da lì è scoccato il nostro amore. No, Ma che bello, ma che bello. Io e sweetbombetta.g, che G sta per Giannanam. Eccola lì. Ciao a tutti. Ciao. Viva le bombe! In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.